No, io non intendo questa volta mettermi a fare baccano sulla vicenda personale di Berlusconi. Proprio prendendo spunto dalla mia vicenda, vorrei segnalare che è giunto il momento di andare oltre i partiti personali. Vedete? No? Berlusconi, Di Pietro, Grillo, adesso forse Renzi, e poi Fini, eccetera. Quando si lega, io l'ho passato sulla mia pelle, quando si lega il partito ad una persona, ogni vita ha la sua storia e il suo tempo. L'altro giorno una signora, come mi ha visto, c'era quella bambina, mi ha detto voglio fare una foto, voglio fare una foto, e la bambina gli ha detto chi è un attore? Ecco, cosa ha voluto dire con questo? Ha voluto dire che è necessario costruire dei partiti sulla base di un programma, di un progetto che vadano al di là delle persone. Io l'ho capito, a queste prossime europee non mi presento e faccio una lista dell'Italia dei Valori scelte dai militanti dell'Italia dei Valori, di giovani, donne e uomini, e soprattutto ho rinunciato a fare, tant'è vero che mi avete presentato come presidente onorario, ho rinunciato alla segreteria politica e l'Italia dei Valori ha ricominciato, sì, da zero, ma ha ricominciato mettendo in moto un meccanismo per cui è la politica che deve andare avanti, non legato solo ad una persona, Presidente perché altrimenti... Di Pietro, paradossalmente...